Salve, con questo video imparerete un solitario probabilmente nuovo. Questo suono, associato al fermo immagine, segnalerà la presenza di una combinazione di carte degna di attenzione. Probabilmente nuovo perché se è vero che quando l'ho ideato, un'estate di alcuni anni fa, risultò nuovo a tutti gli amici a cui l'ho proposto, è anche vero che il meccanismo è talmente semplice che dubito fortemente che qualcuno non ci abbia già pensato da qualche parte, magari in qualche altro tempo. Questa combinazione ci dà ancora una volta modo di rimuovere un gruppo di carte dal gioco. Anche in questo caso si tratta di una rimozione parziale. Si è ora verificata la combinazione che ci dà modo di rimuovere tutte le carte presenti sul tavolo da gioco e nel compiere questa operazione trova giustificazione il nome che ho dato al solitario, che è sbarazzo. Riprendiamo a sistemare le carte sul tavolo, avendo come obiettivo il rimuoverle tutte dal gioco, utilizzando lo stesso criterio che abbiamo già applicato e che forse i giocatori più esperti hanno già individuato. Il gioco nasce dalla mia seconda passione, che dopo la musica è la matematica, e si basa sulle somme determinate dai valori delle carte che vengono ad affiancarsi. Raramente capitano delle sequenze particolarmente lunghe che costringono a calcoli impegnativi, mentre molto più frequenti sono le sequenze brevi, come questa, o le sequenze brevissime, come questa, quando capitano affiancate due carte uguali. Il solitario si considera perfettamente riuscito se, come in questo caso, l'ultima carta dà modo di fare sbarazzo.